Ricordiamoci Pigi, cambiare il mondo, cambiamo la favela, nessuno viene, prendo la zappa e da solo vado. Dice, perciò è una purificazione, è una vigilanza grandiosa, quotidiana, quella che dobbiamo avere. La sentinella non può dormire nemmeno mezz'ora nella vigilia noctis, nella parte della notte che spetta a essa. E nella parte di questa lunga notte del mondo, della storia umana, prima che la illumini la luce della sua seconda venuta, tocca a noi. In questa parte di notte non possiamo dormire neanche mezz'ora. Sia che dormiate, sia che vegliate, ricordatevi che siete di Cristo. Quindi un avvenimento e un uomo che di fronte a questo avvenimento sente un'urgenza, l'urgenza di comunicare, un'urgenza che lo mette in movimento, che lo mette continuamente in movimento. Faccio un'ultima sottolineatura che è questa. Io mi sono accorto, dopo averlo letto la prima volta, in un dialogo a Milano, che c'era una cosa che mi era completamente sfuggita. Giussani è un sacerdote che ha iniziato nel 54, nel 65 in qualche modo viene invitato ad allontanarsi da Milano e succede questo, che in quegli anni lì tanti di quelli che avevano incontrato GS voltano le spalle e se ne vanno. Io questa cosa non l'avevo presa in considerazione, cioè non avevo preso in considerazione che tipo di sentimento potesse provare Don Giussani, allontanato da questa storia, che tipo di esperienza potesse vivere Giussani vedendo tutto quello che si era generato intorno a lui sparire in pochissimo tempo. E quindi sicuramente questo libro nasce dal di dentro di un sentimento che è un sentimento di mortificazione, un sentimento di dolore per tutto quello che stava succedendo. E questo è secondo me un elemento fondamentale, perché dice ancora di più che questo libro non è solo un libro che ha dei contenuti interessanti da sviscerare, ma che è una testimonianza. È la testimonianza di un uomo che avrebbe potuto mettere i remi in barca, un uomo che avrebbe potuto smettere di spingere rispetto a una proposta dopo la delusione che c'era stato e che invece ha continuato imperterrito a proporre e riproporre il fatto cristiano agli amici che aveva intorno. E questo dà una luce completamente diversa per me, perché innanzitutto non va a toccare solo la parte, diciamo, di una curiosità intellettuale, ma va a toccare una parte affettiva quando lo leggiamo. Questa è una testimonianza di un uomo che ha voluto raggiungermi, che ha messo il piede sull'acceleratore rischiando su qualcosa che stava succedendo contro tutto e tutti. E questo è un aspetto che mi dà anche energia nel modo con cui posso vivere io oggi. Quindi direi questo, quindi qual è la postura, qual è il modo migliore? Il modo migliore secondo me è cogliere che il contesto in cui questo libro avviene, quindi anche il sentimento da cui nascono alcune parole e il fatto che è come costruire un aereo in volo, ok? Un qualcosa che sta succedendo. Questo qui è, diciamo, la postura e la posizione che io trattengo quando sto di fronte a queste pagine. Grazie Francesco. A proposito di testimonianze, Mario, che tipo di contraccolpo ti ha suscitato quando hai avuto tra le mani questo libro? Cioè, quali sono stati gli elementi di novità che hai ritrovato nel libro che hanno rivoluzionato la tua vita?
cioè che riverbero arrivava da Milano in quegli anni e che cosa avevano suscitato quelle parole nei giovani qui che sono arrivati fino a Chioggia. Grazie dell'invito. Io questo invito, ma già prima il libro, è stata l'occasione per rivedere ancora una volta con più profondità, perché ogni volta c'è una profondità nuova, la mia storia. E ho scritto un casino di roba, ne ho già tagliata molta per stare nei tempi e leggo per non disperdermi. Nel libro di cui si tratta stasera, Don Giussani dice: non esiste pensiero cristiano se non come testimonianza, e non è testimonianza se non al fatto di Cristo intero, al mistero della comunione. Il mio contributo vuole testimoniare il pensiero cristiano, la coscienza di me che ha suscitato in me Don Giussani. Per me Don Giussani è stata la possibilità di scoprire cosa di cui sono veramente fatto. Le sue parole, i suoi gesti, la sua umanità erano trasparenti della coscienza che aveva di se stesso. Un uomo che si è scoperto uomo perché ha incontrato Cristo, parafrasando la frase del rettore romano Mario Vittorino, da lui spesso citata: da quando ho incontrato Cristo mi sono scoperto uomo. Scoprirsi vero uomo dopo l'incontro con Cristo è la rivoluzione di sé. Ma Don Giussani ha esplicitato cosa significa essere vero uomo o uomo nuovo, per dirla con San Paolo. Se volete, qual è la vita dell'uomo nuovo? E questo libro, con il quale lancia i suoi giovani amici a un nuovo passo nell'esperienza cristiana, lui dice nel libro: bisogna che termini un periodo e ne cominci un altro, il definitivo, il maturo. Questo vale oggi per me e per ognuno di noi, sia che siamo qui dopo anni di appartenenza al movimento, sia che siamo qui per la prima volta. La testimonianza della mia storia, racconterò fatti e non i miei commenti al libro, veicola un messaggio molto semplice. Se è capitato a uno come me, può capitare a chiunque, che abbia almeno un presentimento del vero, altra parola cara a Don Giussani. Non come, ma quello, direbbe ancora Don Giussani. Il mio come ha avuto la grazia particolare dell'incontro e della frequentazione con lui per molti anni, e credo sia il contributo che posso darvi stasera per appassionarvi a questo libro, almeno lo spero. Dico subito che la mia esperienza è che Don Giussani non ti faceva un discorso su cui meditare, anche, ma soprattutto mentre parlava era così immedesimato con la presenza che dava significato a ciò che diceva, da coinvolgerti in quel momento a dire sì a quella presenza, non dopo. Il momento culminante di questo per me è stato la partecipazione agli esercizi del clou del 94, quella che poi ci è stata fatta rivedere e riconoscere Cristo, dove è stata una cosa dell'altro mondo, come lui era immedesimato con Cristo presente, tant'è vero che al mio amico vicino ho detto: tra noi e gli apostoli che l'hanno sentito non c'è nessuna differenza. E lì si capisce perché lui dice che il cristianesimo è un avvenimento presente. Credettero per una presenza carica di proposta. Come dicevo, ho avuto la fortuna, ma chiamiamola grazia, di godere di una prossimità con lui per tanti anni. Dal 1976 cominciai a partecipare al Consiglio nazionale, in quanto dopo i primi anni in cui la responsabilità era di Don Roberto Marchesoni per tutto il Triveneto,
mi fece responsabile del Veneto perché divise le regioni, le 3 regioni, il Friuli andò a Don Beniamino Bosello. Nell'84 fui chiamato a responsabilità centrali nel Movimento Popolare Scuola e nel CLE. Vivevo a Milano 3 giorni alla settimana, più le presenze a Roma, al Ministero, alle altre pubbliche relazioni, e la frequentazione con lui a livello di incontri nelle riunioni personali fu intensa fino al 90. Quando mancò per qualche anno per una malattia, io lasciai la responsabilità milanese. Lo rividi nel 94 perché mi chiamò per chiedermi il mio giudizio sul movimento nel Veneto e mi chiese di fare a Padova una scuola di comunità. Un fatto che per un certo periodo non fu accolto molto bene. Ma quando, incrociando la responsabile alla TUI, gli chiedevo: Don Gius, ti creo problemi a Padova? Lui mi rispondeva: se ci fossero te lo direi, e non mi ha mai detto niente. Gli parlai per l'ultima volta 3 mesi prima che morisse, grazie a Don Giorgio Pontigia, che viveva con lui al Sacro Cuore, ma di questo dirò dopo. Allora, quali sono stati i passi di questo cammino verso una coscienza nuova di me, che la compagnia con lui e nella storia di amicizia nata con lui mi hanno segnato e da allora segnano il mio presente? Ho scelto, per la giusta brevità del mio intervento, 2 parole che lui mi ha suscitato, che sono la parola comunione e la parola mistero. Mi dilungo più sulla prima perché non c'è tempo. Per spiegare la dirompenza in me che ha avuto il primo passo, la prima parola che è così sempre presente in questo libro fin dal titolo, spiego brevemente alcuni antefatti che riguardano proprio la comunità di Chioggia in particolare, perché siamo tra i primi frutti di questo libro, in qualche modo. Nel 69 eravamo un gruppo di amici responsabili diocesani della Gioventù Italiana di Azione Cattolica. Qui in sala ci sono Gigi Piello e Gigi Costa. E avevamo cominciato a sostenere una posizione critica, nel senso costruttivo del termine, all'interno dell'Azione Cattolica. Il Concilio era stata l'occasione per acquisire in noi il desiderio di un modo più autentico di vivere la Chiesa, che non fosse più quello che veniva proposto fino a quel momento. Dicevamo: vogliamo scoprire la Chiesa per quello che veramente è, cioè ad essere sempre più segno di Cristo. Da una parte era sempre più dirompente questo desiderio, dall'altra però navigavamo a vista, cioè non c'era chiaro il metodo per vivere così la Chiesa. La parola metodo è sempre stata centrale nel contenuto di Don Giussani. Per esempio nel 75, quando ha ricominciato col clou, disse: c'è in voi un desiderio di maturità, ma non si conosce la strada, il metodo, non c'è chiarezza, il metodo. Ecco, sembrava detta a noi in quei giorni. Così uscimmo dall'Azione Cattolica, abbiamo fatto, allora si chiamavano gruppi spontanei, no? Col desiderio che il cristianesimo fosse qualcosa di presente. E questo gruppo, guarda caso, lo chiamiamo Qui ed Ora. Dopo capii. Allora con alcuni amici abbiamo incontrato la comunità di Adria, che ci ha detto che stava parte di una rete nazionale che si chiamavano Gruppi di Comunità Cristiana. La faccio breve. A un certo punto scrivo al Centro Peghi di Milano, nel maggio del 71, dicendo: vogliamo conoscere la vostra rete nazionale di gruppi. E mi invitano a Cesenatico, sabato 2 e domenica 3 ottobre, un incontro che ha un nome strano, Scuola Quadri, che ricalcava un po' anche certi termini, no? E lì, per la prima volta, mi ricordo ancora in un teatro, vedo questo prete che rifà tutta la storia dal 54, cioè ha fatto tutta la storia di nuovo lì. Io lo sentivo per la prima volta. E quasi piangevo, non lo so, dicevo:
ma questo è quello che io cercavo. Ma non è tutto qui. Poi esco, mi viene vicino l'amica Lella Bighin e mi dice vieni che ti presento Don Giussani. Allora parlo con lui, gli dico sai, noi abbiamo anche noi questo gruppo a chi oggi sta fumando il sigaro e lo chiamiamo Qui ed Ora. Lui fa così, qui ed ora non potevamo non incontrarci. Sono tornato a casa e ho detto ai miei amici, io seguo quest'uomo. Non è stato immediato a tutti aderire a questa nuova realtà perché avevano paura di cadere in un'altra organizzazione associativa, appena usciti da una. Ma io testardo non mollo e gli amici più cari mi danno fiducia, oltre ai 2 Gigi che ho detto, Fiore Nordio, Marilena Donaggio, che poi divenne suora della Carità dell'Assunzione in via Martinengo a Milano, Renato Feretti, qui presente, che poi divenne sacerdote. L'amica Lella Bighin era già volata a Milano da Don Giussani. Altri invece lasciarono per entrare nei gruppi della sinistra e l'anno dopo uscì a Chioggia il primo volantino contro CL fatto da loro. In novembre partecipa a un incontro con Giussani e nei miei appunti leggo queste frasi. Perché cosa sarebbe venuto Cristo se tutto si fosse concluso con la sua salita in cielo? È venuto per rimanere con noi e oggi è esattamente qui come 2000 anni fa. Quell'esattamente colpito da morire. E poi leggendo il capitolo 10 del Vangelo di Matteo, Cristo nei villaggi. Questa è la legge del fatto cristiano nella storia e si chiama Chiesa. E poi cita San Paolo ai Galati, che poi cito sempre, anzi dice, detto 2 cose, questo è il centuplo, e dice non c'è più né greco, né giudeo, né schiavo, né libero, né uomo e donna, ma voi siete tutti uno in Cristo Gesù. Quindi il primo passo di questo cammino, di questa avventura, è stato proprio essere letteralmente lanciato nell'esperienza della comunione e del PG con quelle lezioni lì. Di schianto intuì la differenza tra una novità intesa fino a quel momento come partecipare a un nuovo gruppo cattolico, semmai libero da vincoli associativi, e quella invece di riconoscerci come un noi, una unità impensabile dall'uomo che era molto di più del desiderio di amicizia che pur sentivamo forte, l'impossibile unità resa possibile da Cristo, colui che è tra noi, altra frase che lui ripeteva dopo che la sentì dire da un universitario a un'assemblea. E poi nel 75, quando rilanciò il clou, sulla comunione di base afferma che noi usiamo con venerazione il termine così confidenziale di comunione. Perché questo ha generato, dimmi come manca 5 minuti, di schianto un'affezione, è già finito? No, non lo vedo. No, è una pura iniziale intelligenza nuova nell'affrontare tutto. Questo mi preme dirlo. Perché la comunione era tangibile, visibile, udibile, come dice un'altra lezione memorabile esse opera. Senza affezione noi siamo gente senza volto. L'incontro continuo con lui che ha avuto la grazia di avere, come ho detto prima, le avventure memorabili di presenza all'università e poi come insegnante nella scuola, l'amicizia continua con gente nuova, era tutto tangibile, visibile, udibile ed entrava nelle scelte fondamentali della vita, per esempio quella di decidere dopo sposati, di stare a Padova anziché tornare a Chioggia, con tanto sollievo dei miei amici chioggiotti, cosa che non mi sarei mai sognato prima. Pensa che quando andavo da Chioggia, da Padova a Chioggia in università, in pullman, dicevo
chissà come sarà bello l'ultimo giorno che non farò più questo viaggio e mi fermerò totalmente a casa. Quindi cambia le scelte fino nelle cose concrete. Brevemente sulla seconda parola che nella mia storia con lui è stata fondamentale, la parola mistero. Lui usava spesso con noi questa parola mistero, ma mi sembrava astratta, mistica, ma si capiva, io ho capito, che soprattutto lui guardava così la realtà. Di fronte a mia figlia Anna, fin da quando la venne a visitare in ospedale dopo i primi giorni in cui era uscita dall'incubatrice, perché colpita da un'asfissia da parto che aveva leso metà cervello, non mi ha mai detto devi guardare Anna come mistero. Con tutti i problemi che avevo me ne avrebbe aggiunto un altro. Ma lui trattava Anna così, le parlava così quando l'ha vista e quando se ne parlava. Ricordo questo fatto quando ero responsabile e andavo a parlare con lui di tutti i problemi che avevo nel Veneto, di cui avevo la responsabilità. Lui una volta mi ha ascoltato, alla fine mi ha detto, e dico, allora Don Gius cosa dici? Ah, semplice, torna a casa, guarda tua figlia Anna e capirai. Punto. Io sono stato educato così. E allora anche in compagnia con lui è diventata familiarità col mistero. Questo ci ha spalancato e fatto cogliere anche il nostro compito nel mondo, che tutti siano trattati così. E questo è cresciuto fino a diventare un'opera a Ca' Edimar. Infatti a Ca' Edimar io ho sempre detto che a Edimar facciamo compagnia al mistero che desidera essere riconosciuto da una sua creatura e facciamo compagnia alla creatura che ancora non lo sa riconoscere. Un'ultima cosa, nell'ultimo incontro con lui, il 28 ottobre 2004, parlandogli dell'opera, soprattutto portandogli grandi fotografie, gli dissi, però Don Gius, che da un fatto come quello di Anna sia nato tutto questo. E lui, sgranando gli occhi, affermò tranquillamente, era logico, punto, e non aggiunse altro. E poi, dialogando sul mistero della vita, cercando di battere i pugni di una mano diventata esilissima, nella foto che custodisco si vede bene, affermò, il mistero è l'unica novità. Ecco, finisco dicendo su questo che nella mia esperienza il mistero più affascinante è il mistero del mio io. Un io che con tutti i limiti che mi porta addosso ha nella vita il compito di testimoniare Cristo appartenendo dentro una comunione che è segno della sua presenza nel mondo. Lo dice bene Giussani, e finisco, nel messaggio del trentennale del movimento dell'84. Mano a mano che maturiamo, siamo noi stessi spettacolo e Dio lo voglia anche agli altri. Spettacolo cioè di limite e di tradimento e perciò di umiliazione e nello stesso tempo di sicurezza inesauribile nella grazia che ci viene donata e rinnovata ogni mattino. Don Angelo, quali sono stati per te gli aspetti che hai colto con maggior forza e che emergono da queste pagine e che cosa hanno suscitato negli anni 70 in un giovane prete di Chioggia? Allora, l'impatto con questo libro mi ha fatto sobbalzare come quando ho incontrato Don Giussani, ecco, perché mi ha proprio rimesso in faccia Don Giussani nei momenti in cui, nei primi momenti che corrispondono, direi, quasi esattamente alle date di questo libro, anche se qualche anno dopo, però il clima era quello. Allora, è una memoria del passato, e quindi, ma non è semplicemente una memoria del passato, è un riferimento alle radici. Le radici stanno fiorendo ancora adesso. Questo che c'è scritto, io l'ho letto
questo che è scritto nel libro, che sto ancora leggendo, non ho ancora finito a dire la verità, ma è come se ridicesse ancora la mia vita, quello che ho vissuto, quello che sto ancora vivendo. Allora, per me è stato ed è ancora come mettermi allo specchio, proprio mettermi allo specchio, scoprendo anche qualche analogia tra la vita di Don Giussani e la mia, una che in qualche modo è capitale. Sapete che Don Giussani insegnava teologia a Venegono ed è venuto via in bicicletta non è venuto via definitivamente perché si è immerso nella realtà giovanile. Io ho iniziato la mia vicenda sacerdotale insegnando teologia, un poco anche con la direzione del seminario, ed ero tentato, mi era anche stato proposto di dedicarmi interamente alla teologia, ma io non volevo scappare dalla pastorale, non volevo scappare e quindi, per così dire, ho fatto in piccolo il salto che ha fatto Don Giussani, vale a dire mi sono dedicato alla pastorale, nel caso mio alla parrocchia, prevalentemente anche ai giovani, e qui scopro proprio un'analogia, perché c'è stata una simbiosi nella mia vita, ma come è stata nella vita, come? Fate conto, il paragone è alto, io sono piccolo, ma la sostanza è la stessa. C'è stata una simbiosi nella mia vita tra lo studio, l'insegnamento, la riflessione, il gusto di questa cosa, il gusto del mistero potremmo dire, e il rapporto, la comunicazione, la missione, l'impatto con la gente, la scoperta della vita. Questo è stato per me una cosa, ed è ancora in qualche modo per me, anche se adesso lavoro molto meno. Quindi per me leggere questo libro è leggere un po' con la mia vita. Andiamo per ordine, quasi in senso cronologico. Questo testo nasce nella novità e nel fervore del dopo concilio. Voi non sapete immaginare, chi non l'ha vissuto non può immaginare il fermento del dopo concilio, la novità, la bellezza, gli intrighi, le scoperte, i gruppi, realmente non si può immaginare. Noi eravamo in questo turbinio. Nello stesso tempo è scoppiato, proprio nello stesso periodo, il concilio termina nel 66, mi ricordo a Roma che ho visto l'ultima sfilata dei vescovi che uscivano da San Pietro, e il 68 è 2 anni dopo. E quindi io sono entrato direttamente in pastorale nel 1967, dopo un anno in seminario, un poco di direzione, e dal 67 al 70 ero allo Spirito Santo a Sottomarina, dal 70 al 79 ero qui a Sant'Andrea a Chioggia. Sono anni tumultuosi, Mario prima ne accennava qualcosa, di confusione sociale, di confusione culturale, di rinnovamento, e noi avevamo in cuore, io avevo in cuore, ma dico noi, perché eravamo un gruppo di sacerdoti, c'erano dei giovani collaterali a noi, oppure comunque insieme con noi, insieme con me, avevamo un desiderio grandissimo, proprio una ricerca. Per anni, i primi anni in cui ero allo Spirito Santo, quindi prima del 70 e poi anche un poco a Sant'Andrea, noi abbiamo girato l'Italia in cerca delle esperienze cristiane grandi, belle, per dire, siamo andati a Spello, ad Assisi, ma non in visita turistica, proprio in cerca dei monasteri, delle opere, Loppiano dai Focolarini, Firenze, Don Enzo Mazzi. L'altro giorno ieri vedo sull'Osservatore un articolo che dice Don Enzo Mazzi ha anticipato il concilio, ma se l'hanno scomunicato. Io quella volta che sono andato, mi ricordo, eravamo proprio una sorta di botola, lì nella sua parrocchia, io gli ho stretto la mano e gli ho detto vada avanti, però gli ho detto che non lo sentissi neanch'io, perché mi sembrava di essere traditore della Chiesa. Invece era una novità che spuntava lì. Comunque noi cercavamo la vita, cercavamo la bellezza, cercavamo la Chiesa, perché poi io non volevo comunque fare il prete diviso, cioè il prete che fa la pastorale e quindi ha una certa figura, poi nella sua vita privata fa i suoi viaggetti, fa le sue cose che gli interessano. No, era proprio la ricerca di una unità della vita. Noi il privato e il pubblico non esiste nel desiderio che avevo e spero anche nella vita che ho vissuto. Allora, come è venuto l'incontro? C'è qualcosa di analogo con quello che ha vissuto Mario, per dire, un punto di analogo è proprio l'amicizia della Lella Bighin, che andava a scuola
andava a scuola in Adria, al liceo classico, non c'era che oggi il liceo classico, e poi Don Livio Melina, e poi quella che adesso è la superiora del monastero di Praga, delle trappiste. Mi ricordo proprio lì, mi ricordo sotto il pronao dello Spirito Santo le chiacchierate così quella volta, quindi prima del 70 questa roba qui. Ecco, attraverso lei siamo entrati in contatti con un gruppo di Reggio Emilia, Don Romano Vescovi, che a sua volta era in contatto, si erano messi il nome Peggy anche loro. Non so se loro. Sì, ma si dicevano Peggy, si confondevano col Peggy. Il Peggy è il gruppo con il quale Don Giussani si rivolge per tutto il libro. Ha davanti il circolo culturale del Peggy, che poi non è più un circolo culturale, è un avvenimento di chiesa che si sta facendo e che cresce insieme con me. Comunque è stato così. A Chioggia c'era un insegnante che alcuni di voi ricordano ancora, Bruno Sacchini, che abita di Rimini e è diventato amico di Don Lino Rebellato. Abbiamo ricordato l'altro giorno i 24 anni della sua morte, improvvisa morte, Don Lino Rebellato. E c'era questa cosa nuova. Sacchini, sapete, parlava difficile, eppure in quel parlare difficile c'era uno spunto di vita che apriva. E allora sono stati questi come dire, i passi che ci hanno portato a un contatto con i preti di Rimini. Mi ricordo che Don Mario di Rimini è venuto in canonica mia, mi ricordo anche chi c'era e parlava, mi raccontava. Ho partecipato al corso di esercizi spirituali che Don Giussani ha fatto a Rimini, ai preti della diocesi di Rimini, poi mi ha invitato a Pianazze agli esercizi dei sacerdoti che lui coinvolgeva, e insomma ci sono veramente entrato dentro, ma ci sono entrato dentro con tutto il desiderio che avevo di vivere, con tutto il desiderio che avevo di incontrare, di essere prete di questa diocesi, cioè del luogo dove ero, della parrocchia dove ero, delle persone che incontravo, e insieme con me altri sacerdoti. Dicevo Don Lino Rebellato, insieme siamo trovati subito con Don Lino Mazzocco, con Don Alfonso Boscol e altri che sono venuti dopo, perché sono nati dopo. Due ce ne sono qui, Don Vittorio e Don Giovanni e Don Renato, ecco, che si è intrufolato nella nostra compagnia. E questo per dire proprio gli inizi. Abbiamo partecipato, pensate, agli esercizi a Colle Valenza dei preti. Don Giussani aveva invitato, avete sentito nominare, Ratzinger, che addirittura Ratzinger a farci gli esercizi, von Balthasar, che il teologo più teologo del Novecento, a farci gli esercizi a noi preti per dire il gusto, la profondità, la bellezza, l'attrattiva. Quando andavamo agli incontri mensili a Forlì, in varie zone, perché poi la sede man mano anche cambiata, noi eravamo, quando tornavamo, Don Lino diceva, Don Lino Rebellato diceva, ma che roba, cioè eravamo presi proprio dal cuore e dalla testa, non un'emozione, ma proprio una convinzione, sarebbe avvinti da questa presenza, da questa potenza, da questo sguardo sulla realtà, da questo sguardo su Gesù Cristo. E veniamo a che cosa mi ha colpito, a che cosa mi ha affascinato in modo particolare. La prima cosa è proprio, come dire, il suo discorso. Anche lui dice il nostro discorso, che non era un discorso, ma comunque era un discorso anche. Cioè l'impostazione del suo annuncio, diciamo così. Cosa era l'impostazione del suo annuncio? Gesù Cristo. Ma come Gesù Cristo? Nec, posso dirlo in latino, nec nominetur in nobis, perché in un certo contesto di quel tempo parlare di Gesù era, come dire, teniamoci lontani da Gesù, perché se nominiamo Gesù la gente se ne va. Questa mentalità c'è un pochino anche oggi in qualche settore, e si parlava in quel tempo lì della pre-evangelizzazione. Cosa significa pre-evangelizzazione? Che prima devi diventare buono, prima se eri impuro non devi essere più impuro, prima se eri marxista non devi essere più marxista, e dopo quando avremo fatto
ti avremo preparato, allora arriva Cristo a ripulirti. Per cui Cristo o arrivava tardi e non era più il Salvatore perché ti avevamo già salvato noi, oppure non arrivava assolutamente, come è capitato che non arrivava assolutamente. Io ricordo un campo scuola al quale ho partecipato, con un gruppo parrocchiale, che ho fatto fatica a osservare la messa della domenica e Gesù Cristo, diciamolo sottovoce. Allora, no, io ho l'impressione che questa latitanza nella quale Cristo è tenuto stia ancora serpeggiando, soprattutto in riferimento appunto al rapporto con i giovani, che poi è la cosa più delicata e direi anche più essenziale, e al rapporto della vita di carità, come dire, perché basta la carità, come se la carità fosse sospesa per aria. Allora, Giussani punta, insomma, l'annuncio, la verità, la salvezza è Gesù Cristo, è l'incontro con Lui. Ma quante volte ci ha parlato dell'incontro con Giovanni e Andrea? Quante volte l'abbiamo visto camminare Gesù sotto i nostri occhi, come ce l'ha raccontato Don Giussani, e dice: credettero in quella presenza, lo ripete molte volte in questo testo, credettero a Lui, non credettero perché Gesù ha fatto i miracoli, perché Gesù diceva quelle belle parole, credettero perché era Lui. E Pietro gli dice: ma da chi vuoi che andiamo? Sei tu, non comprendiamo niente. Anch'io le prime volte, sai, non capivo quasi niente, capivo la sostanza, però non capivo il dettaglio del fiorire delle parole di Giussani. Ma santo cielo, a poco ho capito, spero comunque avete inteso, ecco. E questa centralità, l'essenza del cristianesimo, andate a chiedere in giro qual è l'essenza del cristianesimo, andatelo a chiedere alla gente che va in chiesa. Qualche settimana fa un gruppo con cui continuo a coltivare un poco la teologia, lo chiamiamo Rete Teologica Santi Angeli, evidentemente Santi Angeli ha un'attinenza, ha un gusto particolare per me, ecco. Ci siamo domandati qual è l'essenza del cristianesimo. Se seguiamo Don Giussani è Gesù Cristo, ma non occorre seguire Don Giussani per dire che l'essenza del cristianesimo è Gesù Cristo, però lui l'ha detto e altri non lo dicono. Veramente c'è un libro che noi abbiamo preso in mano di Romano Guardini, l'essenza del cristianesimo, Gesù Cristo. È la cosa più ovvia a dirla qua, io credo, eppure non è ovvia tra i cristiani e non era ovvia allora. Don Giussani me l'ha detta, come dire, per la prima volta, ma no, io da bambino ho creduto che il cristianesimo è Gesù, poi ti perdi, perché ci sono i programmi pastorali, perché ci sono questi, perché c'è... insomma, alla fine arrivi e magari vai lì in chiesa e dici: ah, Gesù, ci sei anche tu, aspetta che ti saluto prima di andare a letto, se mi ricordo che ci sei. Vabbè, adesso sto un poco giocando con le parole. Comunque, è proprio quello che Giussani dice poi, che questo diventa la coscienza di te, cioè tu hai una nuova coscienza di te stesso. Chi sei tu? Oh, io sono questo che fa così, ma che? Io sono tu che mi fai. Io di chi sono, non chi sono, di chi sono, a chi appartengo. Ecco, San Paolo lo dice: chi sono? Vivo io, ma non più io, è Cristo che vive in me. Ecco, questa autocoscienza di te stesso. Tu sei, se sei qualcosa, perché sei di Gesù Cristo, e se lasci spazio nella tua vita che Gesù Cristo entri e si comunichi attraverso di te, ma è Lui. Questa centralità di Cristo è stata affascinante ed è ancora affascinante, ed è il punto radicale comunque. Ma per renderlo concreto, Cristo è una storia, non è mica una parola, non è mica la parola di Dio, è Lui la parola, è la parola che si fa carne. E quando si fa carne, cos'è che fa Gesù Cristo? Attrae le persone a sé, perché le persone attratte a Lui vivano la comunione che Lui vive con il Padre. Voi siete miei amici perché vi ho detto tutte le cose che il Padre ha detto a me. E quindi la comunione trinitaria, Padre, Figlio, Spirito Santo. Gesù è venuto tra noi, ha vissuto, vive tra noi, ci prende nella stessa comunione di cui è partecipe Lui. E questo è il cristianesimo. Gesù e la comunione sono, come dire, la stessa cosa, meglio, la comunione è l'estensione di Gesù nel tempo. Ecco, la Chiesa. No, è l'estensione di Gesù nel tempo. E questa è stata l'altra novità grandiosa che abbiamo percepito subito, perché noi avevamo intuito che era in questione la comunità, parola proibita
nel 68, 69, 70, dico proibiti in ambito cristiano, quelli della comunità, lo dicevano con disprezzo, proprio perché il cristianesimo era una questione individuale. Sono io che mi salvo, che prego, che faccio le opere buone, quindi comincia e finisce da me. Puntava la comunità, che ci si salva insieme, che è la comunità. Ma cosa credete voi con la comunità di essere la Chiesa? Era questo il dissidio, e abbiamo imparato la parola comunità, abbiamo cominciato a esercitare una forma di comunità rozzamente, ma era un concetto ancora, una realtà piuttosto direi esteriore, sapete, stare insieme, giusto stare insieme, ma Don Giussani ci ha portato alla radice di questo stare insieme. Infatti la parola comunione, la parola corpo di Cristo, osservate proprio nel libro in questione, la rivoluzione dell'io, quanto parla del corpo di Cristo riferendosi alle lettere di San Paolo, alla lettera ai Corinti, ai Romani, ai Efesini, eccetera. Proprio è una realtà vivente, la comunione vissuta. Questa parola proibita diventava la realtà. Cristo ci coinvolge nel rapporto con Lui e io sono in rapporto con te proprio perché Gesù Cristo mi sta prendendo e sta prendendo te. E se non ti ha ancora preso, comunque desidera prenderti, e se sei lontano, comunque la comunione, la tensione alla comunione comunque la dona anche nei riguardi tuoi. Ecco, diceva, e attraverso la comunità che siamo nati, ed è vero, siamo nati nella Chiesa, no? È attraverso la comunità che siamo nati ed è nella comunità che ci edifichiamo. Qui c'è un piccolo particolare. Quando il foglietto parrocchiale, sapete voi dei parrocchiali settimanali che ci sono nelle parrocchie, il foglietto che avevamo iniziato a Borgo San Giovanni ha come titolo "Per edificare la Chiesa", perché lo scopo del cristiano è edificare la Chiesa, lo scopo, la missione del cristiano è edificare la Chiesa, cioè realizzare nel mondo quella comunione che Cristo ci offre, e quindi è già il principio della salvezza. Comunione è liberazione. Qui ci scherziamo su, perché in Teatro San Martino, negli anni 70, 71, 72, non so, io ho fatto scrivere, c'era proprio qui davanti uno striscione, comunione è liberazione. E mi hanno preso in giro gli amici, naturalmente, se non che Don Giussani a Milano ha fatto la stessa cosa, no? Ha detto, dobbiamo chiamare il nostro movimento comunione è liberazione, non comunione e liberazione, perché la comunione genera la liberazione, provoca la liberazione, perché se appartieni a Cristo sei veramente libero, perché sei libero rispetto a tutti i poteri. Il potere, quante volte appunto Giussani parla del potere. Ecco allora, ecco, Don Giussani, sto finendo, abbiate pazienza. Don Giussani è venuto spesso a Chioggia, spesso, non so quante volte, però prima di tutto direi per un rapporto personale, preferenziale con Lella Bighin, con Maria Grazia Bighin, che poi è entrata nel gruppo adulto, nei Memores, è andata a trovare la casa col papà che in quel periodo o precedentemente era stato sindaco di Chioggia, e poi Don Giussani ha parlato nel nostro Duomo, ha parlato nella chiesa della Madonna di Lourdes, mi ricordo che i santi, che cos'è la santità, ed era venuto a trovarci anche in particolare quando Don Lino Mazzocco, che è qui, è partito per il Paraguay, per darci come l'evidenza che i nostri piccoli gruppi, quei gruppi che adesso sono le fraternità, sono i gruppi di scuole di comunità, appartengono a questa dimensione universale della Chiesa. Ecco, la missione in Paraguay di Don Lino, come dire, rendeva evidente anche questo spazio, questo orizzonte, ecco, della vita. Ecco, questa è un po' quella storia. E adesso sono qua. Adesso noi siamo qua, generati da questa storia. Chi non è stato generato da questa storia comunque l'ha sfiorata, è stato interessato, magari ha ricevuto qualcosa anche per sé, pur non aderendo, come dire, strutturalmente. Questa storia, questa che è descritta qua, sta vivendo in noi, sta vivendo anche in me personalmente, in me che, come dire, non ho più responsabilità di parola, non ho più responsabilità di come sono, come mi dico sempre, sono il prete più libero della diocesi, in via assoluta. Cosa fai? Rispondo niente, una parola bellissima, perché è proprio
comunione è liberazione, sono arrivato quasi all'estremo della liberazione, attendo alla liberazione finale, ecco. Ma per dire, non so se sapete, io vivo da solo in un appartamento a Borgo San Giovanni, ma sono tutt'altro che un prete solo, proprio perché partecipo alla vita del movimento qui in diocesi di Chioggia, quindi sono inserito tranquillamente come uno. Una cosa interessante, appunto, quando abbiamo incontrato il movimento si è come logorata la classificazione dei preti che comandano e dei laici che sono, perché invece, per dire, proprio realmente il battesimo vale più del sacramento dell'ordine. Senza battesimo, cioè il battesimo ci rende comunione fondamentalmente. Ecco, ha un'altra funzione nella Chiesa, non ha questa funzione primaria, originale e originante. E la cosa più preziosa, direi, che sto vivendo, più preziosa, una cosa veramente cara, è il fatto che noi, 6 sacerdoti della diocesi, più 2 sacerdoti, uno di Ferrara e uno della diocesi di Adria, ci troviamo ogni settimana, al martedì, mezza mattina, preghiera, silenzio, dialogo, pranzo, e questo ormai avviene, non so se da 40 anni o da 45, e dico, questa è una grazia, perché ti corregge continuamente, non nel senso che andiamo lì a correggersi, ma ti rimetti in pista, perché tu hai un desiderio, ma se non incontri continuamente, la risposta, la cosa, proprio la realtà, il cammino che ti viene proposto, dopo gira attorno a te stesso. Quindi, tra l'altro, questo mi dà la possibilità anche di rapporti liberi con le persone. Io non ho il problema di dove andare a mangiare, mangio a casa mia, si capisce, però sono invitato con frequenza, particolarmente la domenica. Quindi è proprio una realtà anche fisica la comunione per me, cioè è il vivere la Chiesa secondo le mie ridotte dimensioni, evidentemente, ma secondo una realtà intensa e bella della vita. Per cui, ecco, concludo dicendo, comunione e liberazione è una casa in cui abitare, dice Don Giussani, è una casa in cui abitare, una casa che vive nella Chiesa, non una casetta per conto suo, che vive nella Chiesa ed è aperta al mondo. Quindi è proprio una rivoluzione di sé che continua per tutta la vita, fino alla comunione del cielo. Amen. Grazie. Francesco. Quanta energia. Tutto misurato con l'età. Francesco, dopo queste 2 testimonianze che ci hanno fatto ripercorrere chiaramente la loro vita e che però si innestano chiaramente dentro la storia di Giussani, anche come periodo storico in cui è fiorito il movimento qui a Chioggia, ma tra le sfide che Giussani propone nel libro, cosa ti sembra più attuale? Cioè, cosa ha ancora da dire? Cioè, questo è un libro, un excursus storico sul 68, sulla rivoluzione del 68 a Milano, oppure ha qualcosa da dire ancora oggi a noi? E l'ultimissima domanda è: perché il movimento DCL ha deciso proprio adesso di pubblicare questo libro? Allora, vi porto via ancora qualche minuto, ma non tanti, questo è garantito. No, perché ha deciso di pubblicare, vi ho raccontato prima, è stata un po' una sorpresa, nel senso che noi non sapevamo che cosa avesse detto in questi incontri al Centro Culturale Peghido in Giussani, e quindi per noi è stata una scoperta che pian piano è venuta a galla. Ma sicuramente sentiamo un'attinenza forte con quello che stiamo vivendo oggi nella Chiesa. Io penso che nel giorno del compleanno di Don Giussani, quando ha fatto 100 anni, stiamo parlando del 15 ottobre 2022, abbiamo avuto, anche se ogni tanto trascuriamo queste coincidenze, abbiamo avuto l'opportunità come movimento di comunione e liberazione di incontrare il Santo Padre. E il Santo Padre ci ha detto alcune cose. Penso che il cuore del messaggio del Santo Padre fosse questo: guardate che siete all'inizio di questa storia,
Siete all'inizio perché ancora non tutto è chiaro, dovete ancora scoprire tanti aspetti della potenzialità che c'è in questo Big Bang, che è la polla sorgiva di quando è nato il movimento. E cosa significa che dobbiamo ancora scoprire questa potenzialità e come è possibile che noi scopriamo questa potenzialità? Lui ci ha raccomandato un atteggiamento, che è l'atteggiamento dell'umiltà. E ha detto: per essere umili dovete tenere presenti due parole, la parola ricordare e la parola generale. La parola ricordare, che significa portare al cuore le parole che avete ricevuto, e la parola generare, che significa che ci sono dei nuovi bisogni all'interno del mondo, c'è un nuovo linguaggio all'interno del mondo e dobbiamo capire che cosa implica l'incontro che abbiamo fatto oggi. Cioè, che cosa significa l'incontro che abbiamo fatto oggi con le sfide che abbiamo da affrontare? E ci sono tanti aspetti, ma c'è una pagina in particolare, che è pagina 159, che a un certo punto mi sembra interessante, perché Don Giussani mi ha ridato questa sfida, solo che l'ha detto un po' di anni prima. Dice così: due, perciò, sono i fattori del nostro confronto col mondo che determinano l'atteggiamento unitario, sintetico di vigilanza in quella collaborazione che è la nostra seria, sincera e leale vita con i nostri fratelli uomini. Primo, l'essere dentro la comunione, perché è questo avvenimento che prima dei nostri pensieri ci offre un principio da cui si generano tutti i nostri giudizi e tutti i nostri nessi. Primo, la comunione, cioè questo ricordare. Secondo, l'essere fin nel midollo delle ossa, dentro le esigenze e i bisogni dell'umanità, dell'uomo, perché è nel rapporto e nell'immedesimazione con le esigenze e i bisogni dell'uomo che quel principio, che l'avvenimento della comunione si arricchisce, sprigiona tutte le sue intuizioni e tutte le sue affermazioni, chiarisce tutte quante le sue prospettive e s'allarga e crea la grande parola che continuamente siamo tenuti a dire al mondo, la sua parola con la S maiuscola, ma continuamente tradotta secondo la mentalità, la capacità comprensiva, il linguaggio dell'epoca, del momento, della situazione e dell'epoca che viviamo. Due, appunto. Uno è questo essere immersi nella comunione, l'avvenimento di Cristo. Secondo, l'essere immersi nei bisogni che oggi vengono a galla dentro la società. E il Papa in quell'udienza ha usato questa espressione felice, secondo me, parla di fedeltà creativa. Cioè il fatto che noi a un certo punto possiamo tornare all'origine e alle parole che ci hanno generato, ma in modo creativo, cioè che significa che si rimpastano con tutte quelle che sono le esigenze che oggi abbiamo. Quindi, diciamo, noi abbiamo ritrovato la sfida che ci ha lanciato il Papa nel 2022, l'abbiamo ritrovata declinata dentro questo libro, tant'è che per noi è un libro che segna i passi che dobbiamo fare oggi. Voglio fare gli ultimi due rilievi, cioè per capire anche il tenore del libro, no? Quando a un certo punto si parla di comunione, solo per dirvi anche le esemplificazioni pratiche, facili che ci sono dentro questo libro. A un certo punto lui dice, a pagina 26, il luogo dei criteri e delle sensibilità dentro cui io formulo il mio giudizio sulle cose, sulle problematiche che la vita mi pone, è la comunione. Si può anche dire che il mio giudizio sulle cose e quindi le mie decisioni nascono e si formulano in dialogo con la comunione. E uno dice, ma cioè? Questo non vuol dire che io debbo, per decidere se andare o no a Boston, radunare tutta quanta la comunità e chiedere il parere, ma io dentro di me mi pongo da subito una domanda a bruciapelo: vado o no a Boston? E dentro di me dico, in base alla comunione, che cosa è meglio? Cosa direbbero quelli della comunione? Quali sono i criteri che di solito ci diciamo? Ecco, anche questa implicazione per cui nella concretezza dice non significa la comunione che possiamo decidere tutto assieme,
ma che uno si ponga questa domanda: cosa farebbero quelli della comunione? C'è questa possibilità di paragone. Ecco, ci sono delle pagine in cui emerge questa freschezza, questa concretezza, per cui tu incominci a sentire alcune parole che sono ancora alte, le senti declinate in qualcosa che risulta familiare. Okay? Ti tornano in mente tanti episodi. L'ultimo rilievo è questo qui, che invece torno su una pagina che è pagina 273, perché mi ha colpito, siamo verso le ultime pagine, che in fondo per noi stare di fronte a questo libro, a questa provocazione, è stare di fronte al mistero con una domanda, e c'è una preghiera che lui sostanzialmente, mentre sta facendo la lezione, gli viene affiora sulle labbra. Ci mette in questa pagina diciamo, in guardia dal rischio dell'attivismo, no? Noi facciamo qualche cosa, facciamo la comunità, il gruppo, un gesto, un'iniziativa, qualcosa alla scuola, al liceo, qualcosa all'università, vorremmo fare qualcosa nel mondo del lavoro, facciamo qualcosa tra di noi. Questo è l'orrore, questo è il ribaltamento per cui la misura nostra prende lo spunto e lo slancio dalla misura di Dio per affermare se stessa. E arriva a questo punto e quindi dici: non è l'attività, non è l'attivismo che crea le situazioni vere. Che cos'è allora? E sentite, lui dice: è la mia conversione. Perché io penso che se noi non arriviamo a questo punto qui, tutto rimarrà esterno. Se noi non arriviamo al punto per cui c'è qualcosa che entra e ci cambia il modo con cui guardiamo la realtà, rimarrà sempre esterno. Lui dice: che cos'è allora? È la mia conversione. Ma che cos'è la conversione? Dice: riconoscere quello che lui ha messo alla radice del mio essere, riconoscere che sono una creatura nuova. È un'autocoscienza diversa, è la coscienza che io sono un altro, io sono tu, come diceva prima Mario. Perciò chiedo, e qui con queste parole io concludo, perciò chiedo: mostrati un po' in me, vieni su, vieni a galla, investi le mie membra, le mie braccia e le mie mani, la mia testa, i miei pensieri, i miei sentimenti, i miei occhi, la mia bocca. Investimi, perché tu sei un lievito e la mia massa è pesantissima. Grazie. Ci avviamo alla conclusione di questa serata e non posso fare a meno di ringraziare veramente i nostri relatori per la straordinaria disponibilità, e ricordo ancora gli amici del Centro Culturale Terzo Millennio per il loro impegno. Quando è uscito il libro è bastato leggere le prime pagine per rimanere colpiti, e tra di noi ci siamo scambiati alcune impressioni e con entusiasmo ci è venuto subito da decidere di fare una serata del genere, cioè lo sentivamo necessario. Come abbiamo visto una grandezza in queste righe, in queste pagine, che non potevamo fare a meno di dirlo a tutti. È come quando si scopre qualcosa di così straordinario che non si può tenere per sé. Allora, quello che è accaduto stasera lo conferma, la ricchezza degli interventi. Prima di salutarci segnalo che per chi volesse approfondire c'è un sito messo a disposizione dalla Fraternità di Comunione e Liberazione in cui poter consultare gratuitamente tutte le opere di Giussani in forma digitale. Il sito è scritti.luigigiussani.org. Segnalo inoltre un'iniziativa recente della Fraternità DCL, un nuovo podcast di Don Giussani che si intitola "E voi chi dite che io sia?", che raccoglie dalla sua viva voce alcuni dei suoi interventi sulla vita di Gesù e sull'esperienza di coloro che hanno incontrato. Il podcast è prodotto da Cora Media ed è disponibile gratuitamente su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. In fondo alla sala c'è la possibilità di acquistare qualche copia di questo libro che abbiamo presentato stasera. Grazie e buona serata a tutti. Bene, grazie a voi.